Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci, e sono tornate a trovarci il corpo di ballo della scuola di ballo Danzando di Arianna Milazzo. Grazie di essere con noi anche in questa puntata. Accomodatevi e fateci compagnia nel corso di questo nuovo appuntamento con Mille Voci. Come avete potuto vedere, l'edizione di quest'anno è una festa tra amici, una festa tra tutti coloro che hanno fatto anche la storia di Mille Voci in tutti questi anni. E questa puntata la apriamo proprio con lui, con uno dei padroni di casa di Mille Voci, Riccardo Antonelli. Grazie. Bene. Riccardo Antonelli, tu ci abitui al bel canto, alla bella voce, alle belle melodie, cantiamo con te, sogniamo con te, abbiamo ballato con te. E oggi ballato ci proviamo ma non ci riusciamo, perché okay. Con cosa iniziamo? Ma con una canzone d'altri tempi, sicuramente, dal titolo Signorinella. Riccardo Antonelli. Signorinella pallida, dolce di rimpettaia del quinto piano, non v'è una notte che io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una pansè, poi mi dicesti con la voce non ti scordare di me. Bei tempi di baldoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero innocente.
negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino in un mio vecchio libro di latino ha trovato, indovina, una pansè, perché negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché. E gli anni e giorni passano, uguali grigi con monotonia. Le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella, che malinconia. Lenta e lontana, mentre ti penso, suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu? Guarda Grazie. Riccardo, grazie. Colgo l'occasione di averti qui vicino a me e di ringraziarti perché cantando queste canzoni tu fai veramente felici le persone che ascoltano Mille Voci. Soprattutto, devo dire, le persone di una certa età. Io adesso queste canzoni le ho ascoltate cantate dalla mia mamma, dalle mie zie, Certo, ma certo. ci sono tante persone che seguono Mille Voci che ricordano e cantano con te queste canzoni, perché facciamo compagnia anche a tante persone anziane Assolutamente. a cui proprio diamo un sorriso e un momento di nostalgia nel ricordare questa bella musica. E questa è una bellissima cosa. Grazie Riccardo, Grazie. veramente. Io con l'occasione saluto anche tutte le mie pazienti e i miei pazienti che quando vedono Mille Voci si commuovono e sono contenti di ascoltare questa buona musica e questo mi fa tanto piacere perché credo che la televisione debba servire proprio a questo. E quindi facciamo un bel servizio, bravo Gianni Turco. Andiamo avanti adesso con un'altra padrona di casa della nostra trasmissione che è Stefania 100. Aspetta che devo rubarti lo sgabello, grazie. Stefania, Arrivo, io infatti, faccio come fossi a casa è mia. padrona di casa perché fa proprio, si aggiusta, si sistema, si fa le coreografie. Tesoro Allora, mio, che so che bisogna la canzone che stiamo per Allora, ascoltare... io mi collego alla canzone che ha appena cantato Riccardo, perché questa canzone è una canzone scritta negli ultimi tempi insieme a Gianni Drudi e fa parte appunto della collana appunto Bella Gioventù della compilation ed è una canzone retro. Io da Limite, Paolo Limiti, al quale mandiamo un grande applauso, ovunque lui sia, e sarà sicuramente in un posto meraviglioso, cantavo le canzoni insieme ai miei colleghi è vero. del genere che ha cantato Riccardo. Sì, sì. E Anna Fucè, Millì, ella portava un braccialetto strano. Abbiamo fatto una canzone su questa dimensione, su questo mondo che si chiama Bella Gioventù. Bella Gioventù. Io inviterei tutte queste belle ragazze giovani e c'è anche un ragazzo. Venite qua vicino a me, visto che mi rivolgo a voi. Che così vi canta questa canzone, vi fa scoprire anche Sì, queste sì, sonorità è una che forse canzone è un po'... Sì, ma l'arrangiamento ovviamente se potete sedervi. Sedetevi così, la canta guardate, per voi. Divertitevi. Ascoltate. Ascoltate ed E giocate con me. ascoltiamo Stefania 100 in Bella Gioventù. Grazie Daphne.
che son rimasti lì in fondo all'anima, con le emozioni che fanno da complice al cuore che è rimasto per sempre giovane. È favola o realtà questa vita, chi lo sa, so soltanto che è la nostra libertà. Bella gioventù che mi racconti di attuale e passata sotto i ponti, tante primavere han perso i fiori, ma sono ancora qui coi suoi colori. Vecchia gioventù ancora in piedi, e mettiti gli occhiali se non ci vedi, poi canta una canzone di quelle che hai nel cuore, sarai invecchiata tu, ma non l'amore. Con la chitarra ho fatto, sai, sogni fantastici, perché ho vissuto di accordi semplici, e la mia vita è un palcoscenico, da qui all'eternità, momenti magici. Che splendida realtà, questa favola si sa, se l'amore al comando resterà. Bella gioventù che mi racconti di attuale passata sotto i ponti, tante primavere ha perso i fiori, ma sono ancora qui coi suoi colori. Vecchia gioventù ancora in piedi, e mettiti gli occhiali se non ci vedi, poi canta una canzone di quelle che hai nel cuore, sarai invecchiata tu, ma non l'amore. Gioventù ancora in piedi, e mettiti gli occhiali se non ci vedi, poi canta una canzone di quelle che hai nel cuore, sarai invecchiata tu, ma non l'amore. Poi canta una canzone di quelle che hai nel cuore, sarai invecchiata tu, ma non l'amore. Dai, è dolce! Stefania Carina. 100! Loro erano il corpo curiosissime. di ballo della scuola di danza Danzando. Grazie. Grazie, ragazze. Grazie. Grazie. Grazie Devo Stefania, lo sgabello me lo devi ridare. Ah! Noi qui ce la... Oh, vedi, ecco appunto, la 100 mi restituisce lo sgabello. Andiamo avanti con un altro caro amico di questa edizione, lo conoscete benissimo, ormai avete imparato a conoscerlo in tutti questi anni e in questa edizione di Mille Voci, che è Domenico Bartolomeo. Eccolo. Sono qua. Spaziamo da cantanti più recenti a quelli un po' meno recenti. Oggi ne cantiamo una che io dico, facciamo un omaggio a Rino Gaetano con una canzone che credo sia il suo simbolo, no? Chi è che non l'ha cantata questa il simbolo qua? della canzone. Ma il cielo è sempre più blu. più blu. Cantiamo con Domenico Bartolomeo. Grazie. Chi vive in baracca, chi suda e sa
come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Chi è assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende i 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede l'avuto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha tolto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi all'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bene e in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terrori, chi canta a bere, chi copia Baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi ha morto l'invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di tanto, chi tutte le sere. Ma il cielo Grazie. è sempre più blu. Bravo Domenico Bartolomeo, abbiamo cantato con te. Domenico Bartolomeo, grazie. Grazie. Sì. Allora, sì, mi sto un po' sciogliendo con queste ballerine che si muovono, io poi alla fine mi faccio coinvolgere. Allora, andiamo avanti con la nostra puntata. Un gradito appuntamento di questa edizione di Mille Voci è la sua voce, la sua presenza e il fatto che canti queste canzoni in francese. Cathy Varna! Cathy Varna, vieni qui vicino a me che un microfono adesso lo troviamo. Eccolo. Allora, Cathy, io ti trovo veramente sempre splendida, brilluccicosa, gioiosa, questo sorriso felice. Veramente è un piacere vederti e ascoltarti. Cathy è una bravissima cantante, canta in francese. La canzone che ascolteremo in questa puntata si intitola? Sì. Et maintenant de Gilbert Bécaud. È una canzone anche impegnativa, la signora qua di Gilbert Bécaud, è una canzone molto romantica, confesso,
ho letto la traduzione, perché adesso con questi, coi telefonini, no? Tu scrivi il testo, poi traduci e traduce per te. Quindi ho letto la traduzione e ho capito che era una canzone importante dove credo che ci sia un abbandono e quindi lui è rimasto da solo, è una storia d'amore dolorosa, cantata da una voce romantica, piena e sensuale, la voce di Kati Varna. Grazie. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Et au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. 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 Un'interpretazione intensa di questo brano di Gilbert Bécaud. Kati Varna, grazie. Grazie mille a Che tutti. brava. Turco, ti facciamo contento, no? Quindi non è che ci fermiamo qua con la lingua napoletana, andiamo avanti perché abbiamo ospite in questa puntata Nunzio Milo.
Come va? Tutto Visto? bene? Lo stiamo facendo proprio contento il turco in sta, ma questa fa puntata. felice. Vedi come parlano con questa cadenza che è uno spettacolo. Il bello è che Nunzio Milo, Sì? tu sei un insegnante. Eh sì, un insegnante. Insegna alle scuole superiori. Le scuole superiori, italiano e storia. Italiano e storia. Ogni tanto però una cosa in napoletano A voglia ci te, sta. perché la cultura classica napoletana, i grandi autori, i grandi poeti fanno parte proprio della cultura nazionale. Hai nonché sentito mondiale. tu? Cioè, se continui a dire queste cose qua, guarda, il turco te lo sei proprio conquistato alla grande. Ma è anche un dato di fatto. In un manuale di linguistica italiana ci sono proprio passaggi dedicati alla cultura napoletana, tra cui anche i vari eventi del dopoguerra, dove si racconta nel manuale di linguistica italiana proprio i termini linguistici presi in prestito dalla cultura napoletana. Ah, che meraviglia, vedi, io l'ho detto per dire, invece ci ho proprio azzeccato. Bene, mi fa molto piacere e noi adesso ascoltiamo Nunzio Milo in un altro grande classico della canzone napoletana, per cui la cantiamo con te, ci divertiamo con te. Io devo dire che l'ho già sentita cantata da te questa canzone e ti trovo piaciuta? moltissimo, ti trovo adorabile, una bellissima vocalità. Nunzio Milo in A città e Pulcinella. T'accompagno dica sulla teca sin amica e da porta per quartiera da sola non sapere ma sapere tutto riesce e sarà e finestra e capisce com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella. Ma dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una manica e patiente che non tiene una coscienza e non tiene un rispetto come fanno a pia suona quando sera dindolietta 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 quando sera dindolietta 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 quando sera dindolietta e mo te porta a Marcellina, sembra che non viene fretta, verso 5 da mattina, quando traffico permette, che hai permesso tutte cose, non perché ti non diritta, ma perché sei sempre fatta, è soltanto per dispietta, per dispietta, per dispietta, è soltanto per dispietta, per dispietta, per dispietta, è soltanto per dispietta. Ma dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo scuorna ma nessuno può fa niente c'ha su gamma caramella come dolce e come bella la città è Pulcinella come dolce come bella la città è Pulcinella come dolce come bella la città è Pulcinella. Com'è bella la città e Pulcinella io sono musicante e mi sento fortunato tanto sono e canto che sta bella serenata e perché sono innamorata perché forse ci sono nata ma vedete com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella com'è dolce com'è bella la città e Pulcinella com'è dolce com'è bella la città e Pulcinella.
Ho cercato di fare anche un po' di coreografia. Bravissimo! Nunzio Milo, grazie. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie di essere stato con noi in questa edizione di Mille Voci. Grazie a te, Nunzio Daphne, Milo. e alla regia di Gianni Turco. Ciao, Grazie a te. Veramente, veramente bravi gli ospiti di questa edizione di Mille Voci. È un'edizione veramente ricca di amici, di artisti e soprattutto di belle persone. Detto questo, allora, nel panorama delle canzoni che abbiamo selezionato per il mio repertorio, il Turco a un certo punto ha detto: facciamo un omaggio a Raffaella Carrà. Adesso parliamone. Ma voi mi vedete cantare il Tuca Tuca? Cioè, dite anche no, anche no. Quindi, no. Cioè, no, lui, tutto può essere, abbiamo visto di tutto a Mille Voci abbiamo visto di tutto, come dice l'accento, ma il Tuca Tuca no. Detto questo, anche perché poi avrei dovuto ballarlo con Riccardo Antonelli e non era cosa. Ma prima o poi, Ricca, sarebbe stato un bello spettacolo, prima o poi io e te. Allora, nello scegliere le canzoni, mi telefona Gianni un pomeriggio, dice: ma questa canzone della Carrà la conosci? Oh, sappiatelo, la risposta è stata no, non la conoscevo, non l'avevo sentita cantata da Raffaella Carrà, poi l'ho ascoltata e c'erano delle sonorità che dico: ma sì, io questa canzone devo averla sentita, l'ho imparata, l'abbiamo riarrangiata e la canto per voi. E salutala per me, un omaggio a Raffaella Carrà. Non dire niente, non dir bugie, non inventare più. Io so già tutto, tutto di lei e te. Credi davvero che sia un mistero quello che un uomo fa? Stasera ho perso te, ma spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Dico sul serio, non sto bluffando, non ce la faccio più. Meglio per tutti se te ne vai con lei. Stasera almeno uno di noi non amerà metà. Vai, ti prego, vada lei, non farla più aspettare e salutala per me. Succeda mai quello che è successo
Grazie. È stata una bella sfida. Spero veramente che vi sia piaciuta anche questa interpretazione, perché è stata anche emozionante riscoprire questi brani di Raffaella Carrà. È stato un bel momento, quindi grazie al Turco per aver avuto l'idea. Bene, e adesso un altro momento storico di questa trasmissione. Lui le ha viste tutte. Daniele Sinasce! L'ho viste tutte, sì. Hai viste tutte, Daniele? 20 anni. Daniele Sinasce ci canta Vivere a metà. Questa è quella che abbiamo portato 20 anni fa. Ah, davvero? È la prima puntata. Ecco appunto, adesso dopo 20 anni Daniele Sinasce ricanta Vivere a metà. Senza autotune. Dubbia quella mia, su questo trono finto casomai, un viaggio dentro me, nel mio DNA, rispetto io i casi tuoi e giorni cercando di te. La gente poi chissà se pensa a me, il solito caffè m'ha offerto a chi, se gli occhi miei aspettano il tuo sì, binari noi in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se poi il sogno mio finisce là, nello scantinato della tua poesia. Stessa scuola, stessa solitudine e la stranezza fatta ormai bandiera, diversità, inquietudine, a cena dalla vita abbiamo fatto ai mezzi già, la meta mia è l'altra mia meta, ma che gran peso il mio sapere che quell'altra mia meta ha vinto già, il sogno mio comincia là, binari noi in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se poi, ma uomo io e uomo tu, a volte sai, non mi si vede più, cerco la mia metà, quando voi ridete o piangete, ecco la mia metà, quando rido piango e voi ci siete, la faccia mia metà non sarà, il nome mio furore farà, libero adesso i passi miei, eccomi, io sono qui. Vivere a metà, sembrando chi non sei, vivere a metà, ma sapendo che anche tu ci sei, vivere a metà, come binari noi, perché senza di me, neanche di te saprei.
saprei. Daniele Sinasce, vivere a metà fra l'arte di Daniele Sinasce e l'arte di Renato Zero. Una canzone attuale anche dopo 20 anni. Grazie. Grazie Daniele Sinasce. Ed è la volta di un'altra ospite femminile, amica di Mille Voci, Lorenza Bettarelli. La canzone di questa puntata invece è? La mente torna, un brano scritto da Lucio Battisti. Quindi, vedi, Cantata. Lorenza Bettarelli ci canta La mente torna. Grazie. La mente va dove va, chissà, mi sento donna così come mai. Fuori c'è un mondo che ormai mi aspetta, io lo so, io voglio vivere anche per me, scoprire quel che c'è, io voglio, apro già la porta ma arrivi tu, la mente torna, il cuore mio quasi si ferma e intorno a me lo spazio immenso che persino io non ho più senso. Arrivi tu, il mondo è acceso, quello che era mio l'hai già preso, non ci son più per me esitazioni, ti chiedo solo se mi perdoni. Tu mi saluti, ti siedi e poi apri il giornale, non guardi più me, mi lasci sola così perché io volo senza te. Io voglio vivere anche per me, scoprire quel che c'è, io voglio, sono già decisa ma mi parli tu, la mente torna, il cuore mio quasi si ferma e intorno a me lo spazio immenso che persino io non ho più senso. Mi
Grazie. Grazie. Io faccio le presentazioni e non esagero, avete potuto ascoltare proprio quello che dicevo, la tua grande vocalità. Lorenza Bettarelli, grazie. Stiamo arrivando quasi addirittura di fine di puntata, ma io per organizzare il prossimo ospite ho bisogno di un momentino, quindi linea al turco. Colpevole di averti incontrata, non so neanch'io perché. Colpevole di un palpito che mi ha toccato nel profondo. Colpevole di averci provato con quello sguardo in più, piacevole il sintomo di abbandonarmi insieme a te. Ma perché questa vita non è mai come la vorresti tu? Perché invece adesso non è più lo stesso senza te, senza di te. Colpevole di averci provato, ma aver tenuto tutto dentro. Colpevole di averti qui e averti detto ancora sì. Colpevole di averti qui e averti detto ancora sì. Sì. Fasano a mille voci. Ciao Daphne, ciao a tutti. Ma Uno dei capitoli di questo libro si intitola proprio Colpevole e sentite che bella frase: sognare ci consente di guardare al futuro esprimendoci al meglio nel presente, talvolta senza rendercene conto, abituati come siamo a cercare sempre di superare noi stessi. E tu superi sempre te stesso nel corso degli anni. Ma non è che io supero, io devo dire che tutte queste canzoni nascono perché evidentemente fanno un po' parte, no, di quello che ho vissuto, che ho provato e che penso, ma anche dalla collaborazione con tanti autori. E sai, è importante, io ho sentito delle canzoni meravigliose, guarda che non sono tante le trasmissioni in televisione dove riescono ad attraversare il tempo. Abbiamo sentito Signorinella, una canzone bellissima, sembrava un film, ne parlavamo prima, poi abbiamo sentito quest'altra chicca di Mina, La mente torna. Sì. Sì, noi Mille Voci spazia. Magari non è tra quelli più famosi, però io ho avuto la fortuna di essere stato interpretato 4 volte da Mina, però è sempre una laurea quella. Però c'è un altro mondo che mi ha conquistato. C'è un mondo che ti ha conquistato, lo dice nel libro, dal muretto di Alassio al Festival di Sanremo, e fin qui ci siamo, dallo Zecchino d'Oro alle sigle per i cartoni animati. Ora io stavo parlando qui con queste giovani ragazze del corpo di ballo, dico guardate, molte delle canzoni loro ti hanno riconosciuto ascoltando anche le canzoni famose che sono diventate famose grazie a Sanremo, al festival, quindi Ti lascerò, Io amo, e poi a un certo punto ho detto ma voi no, nei villaggi, nelle baby dance, vi è mai capitato di ballare? Aspetta, ma io a parte quella ne facciamo un pezzettino, ma io sono curioso di sapere se a scuola, quando andavate all'asilo, vi è capitato mai di
cantare sì. o imparare questa canzone. Alle qui. recite di solito. Cos'è una goccia d'acqua se pensi al mare? Il seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada. Che cos'è? Il passo di un bambino una volta sola. Insomma, adesso mi sono dimenticato le parole che mi sono rimaste. Goccia Queste dopo parole goccia. scritte da Emilio Di Stefano, un grandissimo amico, e io l'ho conosciuto proprio così. Poi il ritornello: e non importa se non siamo grandi come le montagne, come le montagne, quello che conta è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne, quello che conta è stare tutti insieme. Dal niente nasce niente, questo sì, dal niente nasce niente. Tutto qui, goccia dopo goccia, goccia dopo goccia. È vero, perché alle scuole elementari le maestre ci facevano cantare queste canzoni per parlare di pace, di unione fra i bimbi, e poi io mi riferivo a questa, no? Se voi venite qua che la riconoscete di sicuro, venite qua vicino a noi. Allora, questa canzone io ho chiesto anche a mia figlia, ma Un turbo a quattro zampe ma il motore non ce l'ha, e quando fa un po' freddo non si muove dal garage. Fai 30 con un litro d'aranciata, sai perché? È il meglio dei cammelli catalitici che c'è. Ma che cammello è? Ma che modello è? È Catali il cammello più ecologico che c'è. È Catali cammello, veloce, alto e snello, riesce a carburare con l'energia solare. E Catali cammello non ha lo scappamento, è pluriaccessoriato contro l'inquinamento. Facciamo un giretto sul tuo Catali, ok venite qui. Catali, Catali, Catali. E hop, 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 il cammello catalitico è mitico. È un deserto in mezzo al traffico. E hop, 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 e hop, hop, hop. La coda non la fa, lui ce l'ha già. Sei forte Catali, sei un grande Catali. Al mondo non esiste un catalitico così. Papravini. Oh, venite qui vicino a noi. Questa l'avete riconosciuta, l'abbiamo ballata noi, io con la bimba quando faceva le baby dance, quindi ascoltavamo queste canzoni perché Franco ha scritto anche questi successi per lo Zecchino d'Oro. Ti ringrazio tantissimo Franco per essere stato con noi in questa 20ª edizione di Mille Voci. È stato come sempre un onore e un piacere poterti ascoltare la tua musica e la tua storia. Grazie mille. Grazie Franco Fasano a Mille Voci, grazie, linea al Turco. E torniamo qui in studio per chiudere questa puntata di Mille Voci in compagnia di Gianni Drudi. E ti ho portato un regalo. Oh, bravo, il regalo è sempre gradito. Allora, è un Vai. regalo, è un disco, un vinile 33 con tante canzoni remixate insieme al mio amico Alain DJ, che facciamo vedere la copertina, eccolo qua. E qui c'è Fichi Fichi a versione baciata, proprio che l'abbiamo stampato qua qualche tempo fa. E praticamente te lo voglio così regalare. Grazie. È un vinile. Torniamo. Dopo anni siamo tornati al vinile. Che mi sembra buona cosa. Daphne. Sì? Guarda un po' Franco, invece dimmi. guarda un po' cosa ho trovato io a casa mia. Grande No, che cosa hai trovato? Questo è il Fammi vedere. 45 giri Vieni originale. qua. No. Gianni Vieni Drudi. qua. Ah, quindi noi abbiamo Questo è il Fichi. No, dovete guardare la foto, Turco, ti prego, stringi. Com'ero? Guarda, si vede? A Com'era fine Gianni anni 80. Drudi fine anni 80, una cosa ma è più bello adesso, è vero, eh. Allora, avevamo questo disco che era il Fichi Fichi, il ballo dell'estate, e poi nel lato B c'era La Pantera, Sabbia, Sole, Mare e Fichi Fichi. Adesso io lo devo dire, noi che lo conosciamo. Mostralo per favore, camera 3.
Ci siamo, Faccia qual è la vedere il lato- camera? Ecco, Vabbè. guarda, no, guarda, aspetta, questo era il fronte e questo è il retro, ma tu lo vedi com'era? Ti dico è meglio adesso, se diciamo è meglio adesso abbiamo ragione, ha ragione la Stefania 100. Grazie. Ecco, e questo invece è il remix. Questo è il remix di questa canzone. Dopo più di 30 anni abbiamo fatto questa versione Dimmi nuova. Franco, Dico, puoi inquadrare ancora la copertina? di questo? Sì, dell'originale. Sì, l'originale. Dice, questo qua è un 45 giri, l'unico 45 giri al mondo che ha 2 lati B. Vedi? Perché come vedete il Fasano fa la battuta, ma se guardate sulla copertina praticamente ci sono due fondoschiena di due gentili signorine, no? Quindi lui era proprio all'avanguardia, no? In quegli anni, perché faceva queste cose che facevano discutere. Adesso, oggigiorno, magari molto meno, ma voi dovete sapere, lo dico per i giovani, all'epoca fu veramente una cosa sconvolgente sentire una canzone che dice facciamo fichi insieme e noi adesso facciamo fichi con Gianni Drudi. Venite Ragazzi, qui che festeggiamo. balliamo tutti, vai, discoteca! Nella sabbia che scotta mi son preso una cotta sotto il sole che abbronza. Ho incontrato una gonza. Ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Sei tutta bagnata in quest'estate infuocata. Esci dall'acqua eccitata sotto l'albero di cioccolata. Hola! Ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Dai! Ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. La voglia che sale nel pensiero di leccare, di mangiarti, pensare, di succhiare un bel mango. Staccalo dai, ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Dai, ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Ce l'hai tutta in bocca, questa voglia che scocca. Piano piano ti scende e diventa crescente. Ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Dai, ehi, ci stai fichi con me? Facciamo fichi insieme. Io e te. Fichi, io e te. Fichi, No, vabbè. Grazie. Lui tu cantavi, guarda che cosa succede. No, qui ne abbiamo viste di tutti i colori. Tu cantavi fichi, qui dietro succedeva di tutto. Ci siamo veramente divertiti, grazie
a voi per essere stati con noi in questa puntata, grazie alla Scuola di Ballo Danzando e alle allieve di Arianna Milazzo, grazie a voi che ci avete seguito con tanto calore, speriamo che vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi. E quindi adesso linea al turco per la sigla! Evviva! Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Grazie, alla prossima puntata! Grazie!